Amiche e carissimi amici di RPL, un cordiale buongiorno da Antonio Verna, buon giovedì 11 aprile. Vi ricordo come al solito il nostro numero per poterci chiamare in diretta, che è lo 0266 20 35 29, e poi vi ricordo il numero di cellulare per poterci mandare un SMS scritto oppure orale sul numero WhatsApp, che è il 346 64 277 56. Andiamo a guardare le ultime notizie che ci giungono dalle agenzie di stampa, dal sito dell'ANSA.it. In primo piano, golpe in Sudan. Al-Bashir lascia dopo 30 anni al potere. L'esercito occupa l'emittente di Stato e circonda il palazzo presidenziale. La gente festeggia in strada, arrestati esponenti politici e membri del governo. Sempre in primo piano la Brexit, accordo tra l'Unione Europea e la Gran Bretagna, proroga al 31 ottobre. I 27 di Regno Unito hanno concordato una proroga flessibile fino al 31 ottobre. Questo significa ulteriori 6 mesi per il Regno Unito per trovare la migliore soluzione possibile, ha twittato il presidente Tusk. Trump dice che l'Unione Europea è troppo dura con Londra. Sulla Libia interviene il ministro dell'Interno Matteo Salvini e dice: approfondire il ruolo della Francia. Non vorrei che dietro il caos ci fossero interessi economici. Se ci fossero interessi economici dietro il caos in Libia, se la Francia avesse bloccato un'iniziativa europea per portare la pace, se fosse vero, non starò a guardare, anche perché le conseguenze le pagherebbero gli italiani. Lo ha detto a RTL 102.5 il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Se qualcuno per business gioca a fare la guerra, con me ha trovato il ministro sbagliato, ha aggiunto. A questo dubbio gli è stato chiesto a proposito della Francia, stiamo approfondendo, ha risposto: ci sono delle evidenze, purtroppo qualcuno ha dubbi che l'intervento contro Gheddafi di qualche anno fa, animato da Sarkozy, fosse un intervento umanitario e non un intervento per interessi economici e commerciali di qualche paese europeo. Non vorrei che stessimo rivedendo lo stesso film e poi a pagarne le conseguenze fossero gli italiani, solo che adesso c'è un'Italia che alza la testa, c'è un governo che reagisce. Allora, al telefono con noi, in collegamento appunto telefonico, abbiamo il senatore della Lega, Giorgio Bergesio. Buongiorno senatore, buongiorno Giorgio. Buongiorno a tutti, buongiorno, scusate che ero in commissione, sono uscito un attimo, mi dica pure. Grazie mille per aver accettato il nostro invito. Allora Giorgio, volevo chiederti, tu fai parte della Commissione Agricoltura e ci puoi ricordare quali sono le altre commissioni di cui fai parte e oggi in che commissione sei riunito? Oggi ero in Commissione Agricoltura congiunta con la Commissione Ambiente perché stiamo facendo delle audizioni importanti sulle norme per le future norme, i disegni di legge che sono approvati in Commissione per il consumo del suolo. Io oltre a questa Commissione faccio anche parte della Commissione di Vigilanza RAI e sono Presidente della Sottocommissione di Accesso, che è quel programma che va a spazio libero che quotidianamente su Rai 3 dà la possibilità all'associazione senza fine di lucro di avere uno spazio in televisione. Benissimo, benissimo. Senti Giorgio, per quanto riguarda la proposta della Lega, il DDL presentato dalla Lega per un uso razionale e responsabile del suolo, ci puoi parlare di questa proposta di legge? Ma noi, allora, diciamo che i disegni di legge in commissione approvati sono circa 12. Era partita la Commissione Ambiente in capo alla Presidente del Movimento 5 Stelle Moronese per prendere mano a questa situazione, però il consumo del suolo è una parte importante anche sotto il profilo dell'agricoltura. Noi abbiamo presentato un disegno di legge dopo un lungo periodo di confronto all'interno nostro come movimento, con le associazioni, con tutti quanti. Abbiamo presentato il disegno di legge che l'abbiamo titolato Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali. Sì. Perché questo? Perché noi siamo propedeutici in alcuni aspetti fondamentali. Il primo è che abbiamo bisogno di un utilizzo responsabile del suolo, cioè il suolo è per tutti, diciamo, di fatto un
una risorsa e il suo impiego può essere positivo o negativo a seconda di come tu lo vai a impostare. Ma questo dipende molto dagli strumenti urbanistici, sia locali che regionali e anche dalle leggi nazionali. Poi abbiamo detto nella proposta di legge, noi abbiamo bisogno di valutare un bilancio ecologico, cioè l'impatto dell'utilizzo del suolo soprattutto in quali termini ambientali, perché deve essere valutato anche attraverso un rapporto benefici conseguiti attraverso l'intervento e ciò che in particolare è necessario per realizzare le infrastrutture, le opere di pubblica utilità, cioè ci sono delle opere che comunque vanno realizzate, non si possono fermare. Sì. E poi arrivare a questa progressività a saldo zero, come un po' l'Europa oggi ha imposto un saldo zero nel 2050. Teniamo presente che il consumo del suolo negli anni è cambiato molto, oggi noi siamo arrivati oltre il 7% a livello nazionale di suolo che viene consumato, per un discorso importante che noi abbiamo realizzato dal punto di vista degli ambienti, c'è anche quello della rigenerazione urbana, con degli aiuti, degli incentivi, delle risorse messe allo Stato, che dice aiuta quei comuni che fanno dei piani di sviluppo, soprattutto delle proposte urbanistiche interessanti per rigenerare i centri storici piuttosto che costruire del nuovo di fuori. Benissimo. E la rigenerazione urbana è un tema importantissimo. E poi ci siamo orientati anche su un aspetto fondamentale che abbiamo voluto definire come il nuovo modello di agricoltore che protegge il territorio, che è lui la sentinella ambientale del territorio, ma che comunque anche colui che bisogna dar modo a lui di vivere in ambiente agricolo, la rigenerazione anche di piccoli centri abitati, se noi chiudiamo i piccoli comuni. Certo. Abbiamo realizzato un disegno di legge importante che avrà una serie di valutazioni, diciamo, positive all'interno della nostra commissione, sulla quale ci confronteremo, siamo disposti a modifiche eccetera, però la natura principale è questa. Benissimo. Senti Giorgio, per quanto riguarda invece la commissione RAI, ieri avete audito il presidente della RAI, Foa, come è andata questa audizione? Che cosa è emerso? Certo, noi abbiamo audito ieri il presidente Foa e l'amministratore delegato Salini, entrambi, li abbiamo auditi insieme ed è stato positivo, hanno lasciato una relazione importante, ci hanno trasmesso ieri pomeriggio, non ho ancora avuto modo di leggerla, ma nella parte diciamo di sintesi che hanno detto c'è la volontà di creare una RAI innovativa, una RAI aperta, una RAI anche diciamo con piattaforme social importanti, una RAI che valorizzi le risorse umane, ma anche attualmente però facendo una valorizzazione vera e propria di professionalità molto seria, attenta ai costi, attenta comunque a questo aspetto di utenti che stanno comunque cambiando, perché i millennials stanno cambiando rispetto agli utenti che hanno età più importanti, età più elevate. Perciò c'è tutto un progetto dietro questa RAI che il Presidente Forte difende in modo importante, insieme all'amministratore delegato Salini. Avremo martedì prossimo però il confronto nel quale noi andremo a esplicare le nostre considerazioni, le nostre domande, i nostri quesiti, le nostre proposte per continuare questa audizione che c'è stata in precedenza. Certo. Senti Giorgio, non so se si chiude oggi il Vinitaly, la manifestazione del vino a Verona. Tu sei stato in quanto membro della Commissione Agricoltura? Sono stato nel weekend, è stato importante, io rappresento un territorio importante, quello del Piemonte, comunque che nei termini delle produzioni di vino ha sicuramente a livello nazionale un aspetto molto forte. C'erano oltre 300 produttori presenti, io credo che questo è il vero medicolo, ma noi le azioni che abbiamo fatto in questi mesi, partendo dalla legge di bilancio dove abbiamo comunque destinato al Ministero delle Politiche Agricole 90 milioni di euro per il 2019, 20 per il 2020 per la promozione nel mondo dei nostri prodotti e poi abbiamo inciso, se vi ricordate, in semplificazione con l'inserimento nell'etichetta della dichiarazione di provenienza di origine della materia prima, che è fondamentale. Infatti poi è uscito il rapporto ISMEA, che ho visto che è stato presentato molto interessante, nel quale dice che il 98% di italiani quando vanno a acquistare un prodotto vogliono che sia di origine italiana e dall'altra parte lo vogliono dichiarato in modo evidentissimo in etichetta da dove proviene la materia prima che ha composto questo
Benissimo. Senti Giorgio, un'ultima domanda volevo farti che riguarda la politica italiana. Sulla flat tax, no? Abbiamo sentito in questi giorni parlare di questo tema numerose volte. Quando si farà e che cosa è contenuto nel DEF, nel documento di economia e finanza approvato l'altro giorno dal governo? Allora, nel DEF io non ho ancora visto, che continua a girare quelle due paginette che abbiamo visto, che comunque sono dei numeri messi lì, però non ho ancora visto la parte fondamentale, strutturale, anche in commissione, se riguarda questa parte. Però la flat tax, intanto ne abbiamo realizzato una parte importante, perché fino a 65.000 euro col 15% Sì. di tasse abbiamo dato una svolta epocale a questo paese. Veramente in questi 8 mesi, massimo 9 di governo, abbiamo fatto delle azioni che nemmeno da quando è nata la Repubblica sono state fatte le azioni economiche così importanti nel nostro paese, perché non dimentichiamoci che oggi noi abbiamo sotto i 65.000 euro i professionisti, le piccole aziende eccetera, tutti quanti hanno una tassazione del 15%, sì, e nel 2020 è già prevista a 100.000 euro fino al 20%. E cosa si vuole fare, cosa si vuole attuare? Portare le famiglie che hanno un reddito annuale, che hanno un'entrata annuale fino a 50.000 euro, di avere anche questo tipo di tassazione, che è fondamentale, perché comunque guardiamo che non stiamo parlando di realtà economiche importanti, parliamo di tutte piccole, medie famiglie, imprese, le persone che lavorano. Quando noi diciamo prima gli italiani dobbiamo dare una mano, prima di tutto dal punto di vista economico, perché vengono soddisfatte le esigenze primarie della famiglia. Sappiamo tutti quanto costano i figli, quanto costa comunque la vita oggi, certo, ma senza prendersi delle grandi soddisfazioni. E tanti sì, giovani, ci sono centinaia di migliaia di aziende piccole, mi stavo dicendo anche con Partigianato la settimana scorsa, abbiamo avuto un interessante incontro appunto con il vice ministro Rizzi. Comunque in quell'ambito ho parlato con il presidente di Compartigianato, perché abbiamo una visione importante di piccole start-up, di persone giovani che aderiscono, proprio perché il sistema fiscale ci permetterà di avere dei gravi importanti. Perciò guardate che siamo un punto di svolta. Certo che i benefici non li vedremo oggi, li vedremo tra un anno, tra un po' di tempo, però siamo molto, diciamo, al di là di quella che è un'informazione che a volte è molto tendenziosa, e io credo che non abbia rispetto dei tempi delle cose che sono state approvate in questo Parlamento e fatte dal governo. Matteo Salvini ha le idee molto chiare, e io credo che noi oggi abbiamo una grande opportunità per cambiare veramente questo paese, e a maggio, se i cittadini ci daranno una mano, cambieremo anche l'Europa. Benissimo, allora Giorgio, grazie mille per essere stato qui con noi questa mattina. Ci sentiamo. E saluto tutti gli ascoltatori. Ci sentiamo presto in radio. Allora, grazie mille al senatore della Lega Giorgio Bergesio. Nel frattempo che Roberto mi dà l'ok, guardiamo le ultime notizie che ci giungono sempre dalle agenzie di stampa. Interviene il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che dice: tensioni in Medio Oriente, ora equilibrio. L'Italia condivide la voce di saggezza di Abdullah II di Giordania. L'Italia condivide con ammirazione la voce di saggezza di Abdullah II di Giordania, che rappresenta un elemento di equilibrio e saggezza in un momento attraversato da tensioni, lo ha sottolineato il presidente Sergio Mattarella, incontrando il primo ministro giordano Omar Razaz nel terzo giorno della sua visita ufficiale in Giordania. Allora, Roberto mi dà l'ok, al telefono con noi ce l'abbiamo fatta, abbiamo l'europarlamentare della Lega Angelo Ciocca. Buongiorno Angelo. Buongiorno a voi, ciao a tutti i radioascoltatori, portate pazienza, ma dove sei? Dove sei? Insomma, sono appena salito su un aereo che da Roma mi porterà a Milano per poi andare a Mantova all'assemblea provinciale di Confagricoltura, quindi parleremo di agricoltura, poi torno di Milano per inaugurare l'ampliamento di un'azienda, alla faccia dei gufi che dicono che le cose vanno male. Fortunatamente c'è anche il mondo reale che invece con determinazione, con capacità continua a produrre, a partire dalla nostra agricoltura che dobbiamo difendere in Europa.
Certo. Senti Angelo, ma per quanto riguarda appunto l'Europa, il ministro dell'Interno Matteo Salvini sulla sua pagina Facebook ha scritto: prima l'Italia, dal 26 maggio con orgoglio e coraggio portiamo il buonsenso anche in Europa. Lunedì scorso c'è stata la conferenza stampa con il ministro a Milano dove sono stati presentati gli alleati. Ci puoi descrivere un po' chi sono questi alleati in Europa della Lega? Gli alleati sono tutti coloro che sono, diciamo, qualcuno li definisce populisti, quindi dalla parte del popolo. Qualcuno usa altri termini, io userei i termini euroscettici, cioè tutti coloro che sono convinti che l'attuale Europa sia un'Europa che abbia fatto il male dei paesi europei, dei popoli europei, abbia fatto gli interessi della finanza speculativa. Sicuramente il Lussemburgo con questa Europa si è arricchita, ma i paesi europei si sono impoveriti, le imprese, i cittadini si sono impoveriti. Quindi tutti coloro che oggi stanno in questo progetto di grande cambiamento e di vero cambiamento, perché tutti parlano di cambiamento, ma tra il dire e il fare ci sono le votazioni, ci sono partiti che oggi dicono cambiamo questa Europa e hanno votato per l'ingresso della Turchia in Europa, hanno votato per farci mangiare gli insetti, hanno votato gli accordi di libero scambio, hanno votato, diciamo, una serie di drammi per i popoli europei, non ultimo il voler portare avanti il visto europeo di soggiorno, no? Di soggiorno europeo, quindi Salvini fa un'operazione coraggiosa e importante per fermare l'immigrazione, qualcuno in Europa vorrebbe invece legalizzare qualsiasi tipo di migrazione in tutta Europa, e noi non possiamo pensare di far passare il concetto che l'Europa debba ospitare l'Africa. L'Africa deve stare in Africa, il popolo africano va aiutato a svilupparsi, ma non possiamo ospitare l'Africa in Europa. Ecco, tutti quei partiti, tutti quei movimenti che oggi la pensano su questi argomenti essenziali faranno squadra con noi, faranno squadra con la Lega. Benissimo. Senti Angelo, sulla Brexit abbiamo visto c'è stato un rinvio lungo al 31 ottobre, quindi la Gran Bretagna vota per le elezioni europee. Vota per le elezioni europee e mi auguro che dia anche lei il suo contributo a costruire un'Europa diversa. Io penso che quando si partecipa in un'azienda, se il management, cioè se il consiglio di amministrazione ruba o mal amministra, va cacciato. Non sono i dipendenti che se ne devono andare, non sono gli azionisti che se ne devono andare, non sono i proprietari che se ne devono andare. Noi siamo i proprietari di questa Europa. Il 26 maggio noi stiamo in Europa e cacciamo via quelli che invece hanno mal amministrato e hanno truffato i cittadini europei. Sì, senti Angelo, abbiamo una telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Sì, prego. Chiamo da Genova. Chiamo Mimo. Senta, è un po' di giorni che su Facebook compare una notizia, una testata giornale che parla del fondatore di Mia Africa, un'associazione di volontari, che il presidente, un sessantenne, abusava dei bambini africani. Vorrei fare una campagna proprio di denunciarle per questa cosa qua, per questi buonisti che cosa pensano di sostenere ancora con questi comunisti pedofili qui, che sono la rovina del mondo. Allora Angelo, grazie, non so se vuoi commentare. No, sicuramente vanno condannati tutti queste situazioni, questi reati gravissimi che esistono, bisogna assolutamente contrastarli, condannarli a pene esemplari. Noi abbiamo anche più detto, io lo ribadisco, che qualora servisse anche la castrazione chimica, noi siamo per la castrazione chimica, quindi non è pensabile che nessuno metta una mano su un minorenne o su una minorenne. Questo va condannato senza se e senza ma. Sì, senti Angelo, in Italia, ti dico in Italia perché ormai ti identifico in Europa. Senti, in Italia è stato approvato ieri il decreto concretezza, no? Sulle norme per quanto riguarda i furbetti del cartellino. Che ne pensi di questo provvedimento? Ma penso che oggi un dipendente pubblico che ha la fortuna di avere un posto di lavoro dovrebbe tenerselo stretto con il sorriso verso i cittadini e verso i clienti. C'è qualcuno che lavora con impegno, con fatica e con determinazione anche nel sistema pubblico, ma c'è qualcuno che purtroppo invece truffa il cittadino, lavorando male, lavorando poco o non lavorando. E quindi senza se e senza ma anche qui, perché ne va a discapito il personale dipendente pubblico vero, serio, rispetto appunto a questi truffatori. Quindi bisogna essere rigidi con davvero un atteggiamento di pene esemplari, come appunto si vuol fare,
perché altrimenti si rischia di fare poi di tutto un'erba un fascio e non va bene, perché chi lavora bene per il nostro paese va applaudito, va ringraziato e va premiato, e chi invece lavora male va cacciato. Benissimo, abbiamo altre 2 telefonate, sentiamo la prima. Angelo, pronto? Buongiorno. Buongiorno, ti riconosco. Salve, io volevo fare una domanda. Come mai tanti francesi, in Africa si parla inglese, francese, portoghese, cioè gli europei vanno in Africa per guadagnare i soldi, per fare soldi, per arricchirsi, e gli africani devono venire qui per farsi mantenere, e l'Africa è la loro? Buona giornata. Buona giornata, sentiamo Angelo, un'altra telefonata, pronto? 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 Sono io? Sì, cara, sei tu. Senta, io volevo chiedere una curiosità, forse sarà una curiosità un po' fine a se stessa, però ho visto ieri su Rete 4 che quello del Fratelli d'Italia, Crosetto, non è più nei Fratelli d'Italia. Volevo sapere se è vero. Sì, allora Angelo. Ma io mi limito non su Crosetto, che non mi appassiona, mi limito a sottolineare quanto detto il radioascoltatore prima, cioè l'Africa è un territorio estremamente ricco e qualcuno fa speculazione sulle spalle degli africani. Il 30% della ricchezza del sottosuolo al mondo sta in Africa. Noi abbiamo assolutamente bisogno di tenere l'Africa in Africa, gli africani in Africa, di fare in modo che quelle ricchezze restino per far sviluppare i popoli africani, e non, come è avvenuto in questi anni, stimolare gli africani a lasciare l'Africa e arrivare in Occidente, perché qualcuno si arricchisce e specula su diamanti, su oro, su platino, su tutto quello che sta nel sottosuolo africano. Sì. Adesso, come sentite, ci stanno chiamando all'ordine e ti lasciamo andare, non ti prigioniamo. Vi saluto, vi ringrazio davvero per grazie mille Angelo, l'informazione che fate e che fai, grazie. Un saluto a tutti i radioascoltatori. Ciao Angelo, grazie mille. Ringraziamo Angelo Ciocca, europarlamentare della Lega. Carissimo Roberto, 11:59, andiamo in pausa e ci risentiamo subito dopo. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita www.radiopadania.net. Nella pagina principale troverai un pulsante Donazione. Ti basta un clic e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su www.radiopadania.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Padania Libera. Diamo voce alla nostra gente. 2019. Ma chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella del sistema DAB+, e sono strafelice perché dall'anno prossimo sarò ufficialmente in tutte le auto. È ora di vivere la magia della Digital Radio. Se stai pensando di comprare una nuova auto, pretendila con il sistema DAB+, il suono perfetto. Dal 2019 in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Guardiamo un momento i dati degli ultimi anni, quanti migranti sono arrivati in Italia. 2016 181.000, 2017 119, avrebbero superato forse i 200.000. Onestamente il ministro Minniti a metà giugno ha dato una stretta sulle ONG, polizia a bordo, eccetera. 2018 finora 20.000. Noi abbiamo fatto mese per mese per fare un parallelo migliore con l'anno scorso. Allora, giugno 2017 23.000, soprattutto prima del 20, dell'intervento di Minniti, diciamo. Giugno di quest'anno 3.000. Luglio, ecco, questo è il primo parallelo omogeneo, 11.400 contro 1.969. Agosto, 3.920 l'anno scorso, 2.521. Settembre sono risaliti 6.282 l'anno scorso contro i 242 di quest'anno, che si sono aggiornati a ieri. Allora vi abbiamo chiesto con i nostri sondaggisti
40.000 in meno, sì. A occhio. Sì. Quindi vuol dire che volere è potere. Ci dicevano non si può fare niente, non si può fare. Volere è potere. Rieccoci carissimi amici di RPL, di nuovo un cordiale buongiorno da Antonio Verna. Vi ricordo i numeri per poterci chiamare in diretta: 02 66 20 35 29, oppure il numero del telefono cellulare per mandarci i vostri SMS, che è il 346 64 277 56. Una notizia buonissima, una notizia ottima di scuola: concorso per 70.000 cattedre. Lo annuncia il Ministero dell'Istruzione. Verranno a breve avviati concorsi nella scuola per circa 70.000 cattedre, che si sommano a quelli già avviati in questi mesi, e quanto emerso al termine di una riunione tra il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, il sottosegretario Salvatore Giuliano e i parlamentari di Lega e Movimento 5 Stelle delle commissioni settime di Camera e Senato. Nella prossima settimana è previsto un nuovo incontro per mettere a punto ulteriori misure sul reclutamento. Allora, in collegamento telefonico con noi in questo momento abbiamo Alberto Zolezzi, amico di RPL, deputato del Movimento 5 Stelle. Buongiorno Alberto. Buongiorno a te e agli ascoltatori. Allora Alberto, che si dice, che aria si respira a Roma? Innanzitutto, che tempo fa? E poi che cosa state facendo lì oggi? Sì, oggi stiamo per discutere una mozione che riguarda quello che si vorrà impostare nella politica del governo per quanto riguarda il sostegno alle famiglie. Si tratta chiaramente di bonus per cercare di sostenere, insomma, la natalità e le famiglie che i figli li hanno già, per garantire sgravi fiscali per alcuni provvedimenti. È una mozione, quindi nel senso non è un atto legislativo, però si tratterà di alcuni impegni che si vogliono mandare al governo. Ci sono ancora in questi minuti alcune discussioni per arrivare a ottimizzare il testo, che arriverà in aula proprio a minuti, ed in questo momento non ho controllato, non c'era ancora una definizione definitiva. Ci sarà un minimo di discussione iniziale e poi si vedrà appunto quali provvedimenti si vuole impegnare il governo a fare per favorire, insomma, una politica di sostegno alle famiglie. Benissimo. Senti Alberto, su tutti i giornali è notizia di ieri la notizia della fotografia di un buco nero, una svolta per la scienza. Ci spieghi un po' che scoperta è, di che cosa si tratta, ecco? Sì, allora, è un fenomeno già chiaramente già noto, di cui si è parlato anche a livello di letteratura, più che altro fantascientifica. Adesso il fatto di essere riusciti ad avere un'immagine grazie a 8 radiotelescopi che sono stati puntati insieme per costruire appunto un unico telescopio virtuale. È stato un po' questo lo strumento per riuscire ad avere una sorta di ricostruzione multidimensionale, perché praticamente è una sorta di macchina del tempo. Secondo i dati sembra che con questa immagine si veda qualcosa che è successo ben 55 milioni di anni fa, in cui si nota appunto questo gas ad altissima temperatura che va verso il centro appunto di questo di questa entità cosmica. Io credo adesso in pratica si ha un'immagine di qualcosa che era già stato ipotizzato da un punto di vista fisico e scientifico. Quello che cambia è che si inizia ad avere appunto questo quadro da un punto di vista, diciamo, fotografico. La cosa che io noto più positiva è stata questa forte collaborazione, perché appunto questi telescopi che sono stati messi in qualche modo in rete sono chiaramente di diverse nazionalità. C'è stata appunto
in questi periodi ancora, diciamo, noi parliamo purtroppo di guerre, c'è stata invece una collaborazione tra diverse realtà di diverse parti del mondo che invece hanno collaborato e si è arrivata ad avere queste immagini, ma soprattutto che porterà poi a comprendere meglio questi fenomeni. Certo. Senti Alberto, con te vorrei parlare di un caso di cronaca di tantissimi anni fa che adesso si spera possa trovare una soluzione, il caso Orlandi, no? Ieri è uscita questa notizia che il Vaticano sta avviando delle indagini interne sul cimitero teutonico. Ci racconti un po' che indagini saranno e se si riuscirà a trovare una soluzione? Ma allora chiaramente al momento parliamo sicuramente di un episodio importante ed è giusto tentare di fare chiarezza. Anche recentemente sappiamo che sono state fatte indagini su una situazione appunto cimiteriale che può essere rivelata invece rivelate resti insomma di persone di vari secoli fa. Adesso c'è questa possibilità di cercare con qualche indirizzo, secondo anche la segreteria di Stato Vaticana, con qualche sospetto più fondato, e verranno fatte queste verifiche. Sono state offerte appunto alla famiglia in forma anonima delle notizie, però diciamo che in questo caso questa pista è stata considerata con alcuni fondamenti, per cui si tratta di inserirla proprio in un contesto di indagine specifico, non come la rivelazione. Ci sono ormai gli strumenti scientifici per capire la datazione di eventuali resti che si possono trovare, ed è giusto che si vada a fare queste verifiche per dare una risposta purtroppo a questa vicenda così tragica per una famiglia, una vicenda che davvero chi l'ha seguita ha avuto dei controlli che si sono mescolati in alcuni casi forse in maniera strumentale, perché sono alcune vicende c'è da capire se avessero davvero una correlazione con quello che è stato detto, vicende legate anche alla criminalità comune del Lazio, della Magliana. Ci sono state vicende che sono state molto complesse da studiare e da capire, però è giusto comunque seguire, anche perché, ripeto, adesso a livello scientifico è possibile ricostruire la datazione degli eventuali resti presenti, e per cui sicuramente da lì poi ci potranno essere riscontri ulteriori di un fenomeno che sicuramente è stato inquietante perché ha coinvolto appunto lo Stato del Vaticano, personale del Vaticano. È giusto fare chiarezza. Sì. Senti Alberto, parliamo adesso di politica, no? Parliamo del DEF, il documento di economia e finanza. Ieri c'è stato un pranzo tra il Premier Conte, i vice Premier Di Maio e Salvini, no? Cosa è contenuto in questo DEF? Sì, allora chiaramente questo è un documento di programmazione economica che fa il punto su una serie di dati legati all'anno precedente, in cui si iniziano ad avere i dati un pochino veri sul prodotto interno lordo e sulla necessità di fare una programmazione che è stata appunto approvato il 9 aprile nel Consiglio dei Ministri. E diciamo che non contiene degli aspetti normativi puntuali, ma soprattutto consente di fare una programmazione di quello che sarà la politica che confluirà nella legge vera e propria di bilancio. Questo per dire, quando si parla di flat tax e quando si parla di IVA, ci sono degli impegni forti, l'impegno forte che sicuramente verrà realizzato è quello di non incrementare l'IVA, anche se poi alcuni ragionamenti, secondo me, di riduzione per alcune specifiche attività magari sostenibili devono essere fatti, perché c'è sempre questo rapporto con l'Europa che si spera dopo le elezioni europee sia molto diverso, per cui riuscire ad avere
delle IVE differenziate per determinate attività, determinati prodotti potrà essere un modo di avviare davvero un'economia verde. Sì. Per quanto riguarda la flat tax, chiaramente è in corso una spending review importante, per cui si ritiene, grazie proprio a queste analisi fatte nei vari ministeri, nei vari bilanci di società, si stanno davvero ritrovando una serie di risorse che potranno anche portare alle soglie che, come sapete bene, erano state indicate, poi non sono poi state approvate nella versione licenziata dal Consiglio dei Ministri, queste soglie al 15 al 20% di flat tax, però diciamo con un minimo di ottimismo, se prosegue questa analisi, questo monitoraggio di varie spese improduttive, di costi, di spese che possono essere tagliate, oltre chiaramente a sterilizzare l'aumento dell'IVA, si potrà anche arrivare davvero a una flat tax. Parliamoci chiaro, su questo aspetto i due contraenti accordo, Lega e Movimento 5 Stelle, sono perfettamente d'accordo di avere una flat tax. Il problema è semplicemente tecnico, di riuscire ad avere le coperture per evitare poi una serie di criticità. Però il fatto che ci sia comunque questo forte accordo sul fatto che sia necessario porterà davvero nella maniera più tecnica, più costruttiva possibile a cercare le risorse per arrivare a un abbassamento delle tasse, che la fase successiva è collegata comunque a tutto quello che in questo momento sta diventando operativa, reddito di cittadinanza e a quota 100. Riuscire a dare un ristoro anche fiscale così importante sarà quello che riuscirà davvero a far andare a cambiare questo paese. Benissimo. Senti Alberto, tu so che hai un appuntamento importante venerdì sera, che è il 12 aprile, ci racconti un po' di che cosa si tratta? Sì, si parlerà di temi che sono scomodi, ma bisogna parlare. Si parlerà di infiltrazione della criminalità organizzata, ne parleremo nel territorio mantovano, ma faremo il punto un po' su quello che è il Nord Italia. Io sorrido quando leggo, per esempio, che a Castiglione delle Stiviere e nella strada da Castiglione a Brescia si rompono gli asfalti. In realtà ci sono state varie inchieste sul fatto che vengano posizionati rifiuti non ben trattati sotto queste strade, per cui questi rifiuti, oltre a inquinare le falde sottostanti, danneggiano l'asfalto che passa sopra, rompendolo soprattutto in caso di reazione con la pioggia. Sì. Allora spesso noto molta noia quando parlo di mafia, però quando uno passa per strada, ho visto i vari articoli usciti delle segnalazioni, tutti quelli sono tagliati le gomme passandoli sopra nei giorni scorsi dopo la pioggia, hanno capito. Allora la mafia è una cosa che si capisce bene se succede qualcosa, se si è tropicali. Allora non è possibile che si continui a fare questi posizionamenti di sottofondi stradali inappropriati. Ripeto, in questo caso alla mia vicenda successa pochi giorni fa e che è andata all'attenzione delle procure, non c'è ancora una risposta definitiva, però visti i casi su strade vicine, io ho il mio sospetto che siamo sempre di fronte allo stesso fenomeno. Benissimo. Parleremo poi dell'inceneritore di Mantova, del caso inceneritore della Proges, con un accumulo di rifiuti di oltre 50.000 tonnellate di materiale che sembra davvero, dalle foto, dai riscontri anche olfattivi, che sembra rifiuto accumulato in un impianto che non è neanche autorizzato a partire con la produzione. E bisogna appunto che in questo caso non la mafia ma l'ecomafia, cioè il reato ambientale, deve essere assolutamente evitato, perché se davvero ci sono interi quartieri di Mantova pressati da queste molestie, da queste puzze, da questa qualità di vita che da quando ci sono questi rifiuti accumulati si è ridotta, e cercheremo di dare degli spunti per migliorare anche su questo. Perfetto. Allora Alberto, purtroppo siamo in chiusura oggi, ci risentiamo prossimamente in radio, grazie come sempre della tua disponibilità. Grazie a te e agli ascoltatori, buona giornata. Grazie mille ad Alberto Giolezzi, deputato del Movimento 5 Stelle. Allora, dalla regia Roberto Colombo mi fa segno ok. Abbiamo con noi la deputata della Lega Sara Foscolo. Buongiorno Sara.
Buongiorno a tutti, buongiorno. Grazie mille per essere qui, per aver accettato il nostro invito questo giovedì mattina 11 aprile. Allora Sara, tu fai parte della commissione parlamentare per le questioni regionali. Ieri in questa commissione ci sono state le audizioni del governatore Zaia e del governatore Fontana, giusto? A che punto siamo? Come si è svolta questa audizione? Cosa è stato detto? Ecco. Beh, allora, intanto erano audizioni che abbiamo voluto noi della Lega, sia quella del governatore del Veneto che quella della Lombardia. Abbiamo chiesto poi, adesso a breve ci saranno anche le audizioni del governatore dell'Emilia Romagna, oltre ad altri ovviamente tecnici. E chiaro è che ieri sia Zaia che Fontana hanno parlato ovviamente di quello che è stato fatto in Lombardia finora. Intanto per cominciare il referendum del 22 ottobre del 2017, referendum consultivo sull'autonomia che aveva portato mi sembra 2.300.000 elettori in Veneto e circa 3 milioni di elettori in Lombardia e a esprimere un parere, e di questi più del 90% si erano espressi a favore dell'autonomia delle regioni. Perché adesso c'è un confronto con il governo per definire i contenuti dell'intesa tra lo Stato e le regioni e ovviamente definire anche i punti che saranno oggetto di questa autonomia. Tipo, vogliamo parlare di istruzione, di sanità. Chiaro che, ad esempio, io faccio parte anche della Commissione Sanità, è un campo in cui è importantissimo che ogni regione possa gestire le proprie risorse e non solo. Anche ad esempio, se vogliamo parlare di carenza di medici specialisti, che anche nella mia regione, la Liguria, si sente, chiaro che se ogni regione avesse la possibilità di decidere quanti medici specialisti per ogni determinata specialità possono uscire da una determinata scuola di specializzazione, sarebbe meglio, perché ogni regione può quantificare quanti anestesisti, quanti cardiologi, quanti medici di famiglia, anche medici di base, mancheranno da qui ai prossimi 10 anni. Certo. Senti Sara, a proposito della tua regione, che è la Liguria, tu sei candidata a sindaco della città di Pietra Ligure, no? Giusto? Sì, esatto, sì. Allora raccontaci un po' le caratteristiche di questa città e qual è il tuo programma per questa città. Allora, tanto mi sono candidata perché io penso che quello che dico sempre è che per una persona che fa politica, essere sindaco del tuo comune, del comune dove sei nato, cresciuto, dove risiedi e lavori, sia la cosa più bella, anche se oggi sicuramente il lavoro del sindaco è quello più difficile, perché mancano le risorse, perché hai tantissime responsabilità. Negli ultimi anni diciamo che Pietra ha avuto un po' di problemi, a parte i grandi temi, perché noi abbiamo un ospedale che è un di secondo livello, che quindi andrà difeso. Tra l'altro lunedì sera avrò a Pietra Ligure l'assessore regionale Sonia Viale, che verrà appunto a parlare degli investimenti e dei progetti che ha per questo ospedale. Abbiamo un cantiere che ormai è dismesso da anni, quindi un'area vastissima da riqualificare e alcune opere incompiute. Io baserò il mio programma innanzitutto su manutenzione, su sicurezza, perché ovviamente essendo un paese turistico, quindi sì, va bene, manifestazioni, investire sullo sport e tutto quanto, ma io credo che prima di tutto un paese accogliente, un paese bello, un paese sicuro sia anche appetibile per un turista che deve venire giù da noi. Certo, quindi insomma ti sei candidata, hai fatto questa scelta. Senti, carissima Sara, per quanto riguarda invece la politica italiana, provvedimenti importanti sono stati presi da questo governo. Alcuni giorni fa è diventato legge un provvedimento che riguarda la violenza sulle donne, il codice rosso. Quali sono le misure di questo decreto? Si può parlare quindi di una denuncia sprint, no? Esatto, si sono accorciati i tempi, quindi entro 3 giorni il pubblico ministero deve assumere tutte le informazioni della denuncia, che può essere fatta anche oralmente subito e quindi deve essere immediatamente recepita. Sono anche stati allungati i tempi per porre una denuncia, ad esempio
fino a 12 mesi uno può fare una denuncia da, ad esempio, un reato sessuale, e sono stati anche aumentate le pene, perché sono aumentate di tanto anche le pene, sia per la violenza sessuale che per lo stalking, per le violenze domestiche, ed è stato anche inserito questo reato, che è quello di revenge porn, è quello che purtroppo ogni tanto leggiamo sui giornali, che ha portato purtroppo anche a delle tragedie, perché ci sono state anche delle persone, delle ragazze che si sono suicidate per la vergogna, quindi era sicuramente un dovere anche quello. Benissimo. Senti Sara, il 26 maggio ormai siamo quasi alle porte, tra poco la campagna elettorale entra completamente nel vivo, ci sono le elezioni europee. Esatto. Cosa succederà, ecco, sia in Europa che in Italia? Cosa cambierà? Ma guarda, io penso che la Lega, anche al governo in questo momento, abbia dimostrato di essere riuscita a mantenere quello che aveva promesso ai cittadini italiani, no? Quindi quando noi diciamo dalle parole ai fatti, diciamo che lo diciamo con cognizione di causa, perché ad esempio abbiamo ottenuto dei risultati importanti, poi sull'immigrazione clandestina, con la chiusura dei porti, quindi grazie al nostro ministro dell'Interno Matteo Salvini, all'approvazione della legge, della riforma sulla legittima difesa, al decreto sicurezza, alla flat tax per le partite IVA, quindi poi senza contare che io adesso parlo da candidato, spero futuro sindaco di un comune, di aiuti a tutti gli enti locali e piccoli comuni che finalmente si sono trovati risorse da poter investire sui territori, quindi tanti provvedimenti che quindi devono continuare anche in Europa. Dopo tanti anni in cui l'Unione Europea ha dato più attenzione magari alle grandi banche, agli istituti finanziari, agli interessi di alcuni potenti, oggi abbiamo un'occasione per cambiare rotta. Scegliendo la Lega di Matteo Salvini, avremo un'Europa che privilegi gli interessi dei cittadini e dei popoli, e quindi più attenta agli interessi dei singoli territori. Sì, senti Sara, hai parlato appunto della tua commissione affari sociali. Quali sono le novità di questa commissione, no? Ad esempio, in questi giorni, anche questa mattina, c'erano le audizioni sull'eutanasia. In questo periodo si sta parlando di eutanasia, e poi abbiamo incominciato a discutere in commissione una mia proposta di legge che è sul comparto, diciamo, funerario, perché ritengo che in Italia non ci sia mai stata una vera legge che regolamenti purtroppo quello che non possiamo nasconderci succede, quindi tutto quello che è il comparto funerario cimiteriale. Qualcuno mi prende in giro perché dice foscoli e sepolcri, però ho voluto occuparmi anche di questa materia, magari un po' spinosa, un po'... Certo. Senti Sara, in questi ultimi giorni si sta esaminando il decreto concretezza, poi cos'altro è in programma oggi e in questo fine settimana? Insomma, poi si sta parlando anche del DEF, quindi arriverà penso prima di Pasqua anche da noi, e quindi i lavori da fare sicuramente sono tanti in questo periodo. Ecco. Senti, tra l'altro in questo momento, mentre vi sto parlando, siamo in aula dove ci sono le dichiarazioni di voto. Sì, infatti sentivamo un po'. Sì, Sara, ma chi è il tuo compagno o la tua compagna di banco? Ecco. Allora, i miei compagni di banco, io ho vicino Silvana Comaroli, Cristian Invernizzi e Barbara Saltamartini. Benissimo. Il capogruppo e il vice capogruppo. Benissimo, benissimo. Senti Barbara, invece Sara, col Movimento 5 Stelle come vanno i rapporti? Bene, dai, è chiaro che siamo due movimenti che ci siamo presentati anche alle urne con programmi diversi, quindi con idee diverse, però io credo che finora, al di là di magari differenze di opinioni che possono capitare in tutte le famiglie, siamo sempre riusciti poi a trovare un accordo, grazie anche all'intelligenza, dico io, di Matteo Salvini e di Di Maio, che per il bene del paese hanno sempre cercato di trovare comunque un punto di accordo, un punto per dare dei risultati, per dare delle risposte ai cittadini. Benissimo, benissimo. Allora Sara, grazie mille per essere stata qui con noi questa mattina, ci risentiamo presto in radio e buona giornata. Grazie a voi, volentierissimo, buona giornata a tutti.
Allora, ritorniamo in diretta, cioè siamo in diretta, guardiamo le ultime notizie che ci giungono dalle agenzie di stampa. È stato chiuso un tratto della Colombo, caos a Roma, stop per Formula E, lunghe file e rallentamenti nella zona sud. Traffico molto intenso in zona Eur, Roma questa mattina conclude i rallentamenti. Tra le cause c'è la chiusura di un tratto di via Cristoforo Colombo in vista della gara di sabato del campionato di Formula E. Sul posto è presente la polizia locale di Roma. Ingorghi si registrano in tutta l'area sud della capitale, da Ostia fino al centro, e c'è un'ultima ora che riguarda proprio Roma. Malore in auto sulla Colombo, muore un undicenne a Roma. E ci sono ancora ultime notizie che ci giungono dalle agenzie di stampa. Il 18 aprile il Consiglio dei Ministri in Calabria, non si sa ancora dove. Toninelli aveva indicato Gioia Tauro, è fissata per il 18 aprile la programmata riunione del Consiglio dei Ministri in Calabria, e quanto si è appreso da fonti di governo. Non si sa ancora dove si terrà la riunione. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli nelle settimane scorse aveva annunciato che la riunione si sarebbe tenuta a Gioia Tauro, ma al momento non ci sono conferme in tal senso. Nel corso della riunione, secondo quanto è stato anticipato, dovrebbe essere approvato un decreto per la Calabria. Allora, carissimo Roberto, siamo in pausa, ci risentiamo tra pochissimo, siamo sempre in diretta. Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Con la DJ Isabi vi aspetto su RPL per farvi fare tanti saltelli con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale. Dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto su RPL con la Exclusive Dance Chart. Tanti saltelli con la B e il Martinelli su RPL. Exclusive Dance Chart. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Va ora in onda la rassegna stampa di Giulio Cainarca, direttore. Mi raccomando, diciamoglielo tutti, perché c'è Giulio Cainarca, non telefonate quando torna Giulio c'è. Non è mai andato via. E tutte le mattine dalle 7:30 alle 9:30. Però Pinti non parla. Mai, non parlo mai. E se per caso ci sono io, non telefonate per chiedere quando torna Cainarca, avete capito? Perché ho preso il pullman alle 5 per venire da voi. Sulla notizia, storica trasmissione condotta da Matteo Salvini. Ma perché non vi rassegnate? Perché andiamo avanti a fare moschee, fare tutto, facciamo tutto quello che vogliamo. E la conduce Giulio Cainarca dalle 9:30 alle 10:30. Sei un lecchino, Antonio, smetti di dire la conduce Giulio Cainarca, lo sanno, il direttore. Avete detto tutto voi. È una trasmissione dove potete telefonare, whatsappare, smsare, tutto quello che volete. Solo pagati, buona mattinata a tutti. Onda Libera. Per Antonio, Onda Libera, la trasmissione condotta da Antonio Verna. La storica trasmissione di Antonio Verna su Radio Padania, Onda Libera, chi non la conosce? No, è bellissimo, a che tempi, quando Antonio Verna conduceva nel 73 Onda Libera, baby. Ma che nel 73, oggi insieme sia quell'altro, come si chiama? Giulio Cainarca. Alle 10:40, alle 10:40, sì. 10:40 del mattino. Fino a mezzogiorno. Ah, che bello! Potere al popolo! Sammy! Parapapà! Dalle 14 alle 16. Bidi bodi, buppaparapà, bidi bodi, yeppaparapà. Puro territorio! Sono Giovanna della Mondoflex! Ciao Giovanna! La trasmissione Revelotte di Marco Pinti. No, non è mica il leghista dal volto umano? Sì, è Marco Pinti, Sammy. Marco Pinti, il leghista dal volto buono, umano, più vero, lo sguardo sincero. Irriverente potrebbe essere anche il titolo della trasmissione. Ma parla, di qualcosa. Di qualcosa. Ci sentiamo tutti i giorni dalle 16:30. I wanna everybody say, I wanna be. Dura minga. Il Dura minga nel disco della settimana, sì.
il punto politico di Pierluigi Pellegrin, un bicchierino di grappa davanti al camino. Dalle 19 alle 21 ogni pomeriggio. I genetriaci, mai più senza, e tutto quello che ogni giorno riempie la fucina dei giornali. Pierluigi Pellegrin. Mi avete fatto vivere vibrazioni uterine, vi ringrazio da tutto il cuore e dal profondo. Allora adesso ti faccio arrabbiare. Tu. Questo me lo togliete di mezzo. Siamo nati facendo filo diretto con tutti voi. Pronto, sono Enrico da Vimodrone. Io mi sono rotto le balle di questa situazione. Fai cadere la... Maria, tocca il Maiocco, volevo sapere a che ora... La specialità della casa, la specialità della casa. Gli ascoltatori in prima linea. Senza filtri né censura. Sono Giacomo da Brescia, ho scoperto una connessione tra il Bindenberg e il prosciutto crudo. RPL, la rivoluzione è appena iniziata. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Rieccoci carissime amiche, carissimi amici di RPL 11:32, questo è lo spazio del giovedì che a me piace molto. Abbiamo con noi in collegamento telefonico Paolo Tiramani, deputato della Lega. Allora, ciao Paolo, buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao Antoine. Allora Paolo, raccontaci un po' a Roma lì che cosa sta succedendo in questi ultimi giorni, dai. Ma guarda, abbiamo approvato celermente il decreto concretezza che semplifica molto la pubblica amministrazione, adesso verrà rimandato al Senato, però è stato un lavoro veramente concreto che ha portato la Commissione a licenziare celermente il provvedimento. Anche in aula è filato tutto liscio, quindi ieri abbiamo licenziato il provvedimento. Oggi avremo delle comunicazioni del Premier Conte. Devo dire è stata una settimana proficua, poche polemiche e tanto lavoro. Benissimo. Senti, poi c'è stata anche l'approvazione della mozione che impegna il governo a riconoscere il genocidio degli armeni, giusto? Sì, che ha ricevuto ampio consenso trasversale, è stato votato ieri sera dopo concretezza, ricevendo la quasi totalità dei voti, alcuni di centrodestra, ex Forza Italia non hanno votato, ma diciamo che dal PD al Movimento 5 Stelle c'è stata compattezza sull'argomento, c'è una delegazione del governo armeno presente in aula che ci ha ringraziato. Benissimo. Sono temi che hanno seguito molto bene i ragazzi della Commissione Esteri, Paolo Formentini. Certo. Che il pezzo era molto preparato. Senti caro Paolo, allora adotta una vetrina, no? Un'iniziativa nella tua famosissima città dove sei sindaco, Borgo Sesia. La campagna Adotta una vetrina a Borgo Sesia già sta avendo numerosi riscontri, primi riscontri. Raccontaci un po' che iniziativa è. Guarda, è un'idea che mi è venuta passeggiando in centro. Purtroppo alcune vetrine sono vuote, alcuni negozi hanno chiuso. Io mi impegno molto a portare nuove attività, ho contatto i gruppi personalmente, però il piccolo commercio è spesso attaccato dal nuovo e-commerce. Tanta gente acquista online, le piccole mercerie, i negozi di abbigliamento chiudono. Abbiamo qualche vetrina vuota e questo da un punto di vista ottico non mi piaceva. Allora mi sono messo al lavoro con l'ufficio ragioneria, ho ipotizzato una cosa che sta funzionando molto bene, la stampa ne parlava in prima pagina sabato, è una delibera che praticamente concede ai proprietari degli immobili che oggi, avendo il negozio vuoto, hanno tassazione ai minimi termini, di poter affittare la sola vetrina o darla in comodato d'uso gratuito, è una loro decisione, senza che la tassazione aumenti, perché in teoria anche solo affittando la vetrina la Tari, cioè l'imposta sull'immondizia, e l'IMU dovrebbero avere aliquota massima. Io rinuncio all'aliquota massima, ma voglio vedere le vetrine occupate e c'è subito stata una gara di solidarietà tra i proprietari delle vetrine, tra coloro i quali invece hanno altre attività commerciali e vogliono aumentare la propria esposizione. Ad oggi abbiamo già una ventina adesioni
Ottimo. Guarda, non ti nego che la TV nazionale nei prossimi giorni verrà a Borgo Sesia per parlare di questa iniziativa. Alcuni miei colleghi in provincia di Vercelli l'hanno già copiata, io sono contento di questa cosa, siamo precursori di un'iniziativa che è nuova, che può dare maggiore impulso. Poi non è detto che chi viene a esporre non si trovi bene e in qualche modo possa affittare gli spazi, quindi anche per chi è proprietario degli immobili è un'opportunità di far conoscere meglio le loro proprietà. Senti Paolo, ma se io volessi venire a Borgo Sesia, perché io dovrei venire nella tua città? Parliamo un po' anche ad esempio dal punto di vista culinario, quali sono i prodotti tipici di quella zona lì o anche altre caratteristiche che la tua città offre. No, guarda, allora la Val Sesia tutta è un territorio magnifico. Noi a inizio valle abbiamo Alagna, Val Sesia e i suoi comprensori sciistici, e poi a scendere fino a Borgo Sesia c'è molto dal punto di vista culturale, soprattutto culturale religioso. Il Sacro Monte di Varallo Sesia è il più bello d'Europa, non lo dico io, ma dati e visitatori alla mano. La Val Sesia è il capoluogo e il motore di tutta la provincia di Vercelli da un punto di vista industriale. E Borgo Sesia ha importanti aziende. Ne posso citare qualcuna o faccio pubblicità occulta? No, vai. Loro Piana Kashmir ha sede a Borgo Sesia, e quindi impiega oltre 2000 dipendenti direttamente e indirettamente con l'indotto. Quindi il tessile di qualità, così come Colombo Kashmir, è importante. Da un punto di vista culinario abbiamo delle specialità. Abbiamo il vino di Gattinara che è a pochi chilometri. Il piatto forte si chiama il capunense, che praticamente è una verza che avvolge una pasta di salame, quindi una sorta di involtino di verza ripieno di carne, molto molto buono. Quello è il piatto tipico di Borgo Sesia. Benissimo, quindi insomma vediamo se un weekend riusciamo ad organizzare qualcosa. Ma quando vuoi venire sei nostro ospite, sarebbe bello fare un collegamento con Radio Padania dal comune Borgo Sesia. Certo, vediamo, perché poi abbiamo noi anche la trasmissione agricoltura. Devi chiedere a Morelli di darti un po' di budget che ti manda a Borgo Sesia a fare un collegamento esterno. Va bene. Allora senti Paolo, parliamo adesso un po' di televisione, no? C'è stata l'audizione del presidente della RAI FOA l'altro giorno, ieri praticamente. Che cosa è emerso da questa riunione? Allora, abbiamo udito FOA e Salvini. FOA è stato molto diretto, aveva 20 minuti di tempo, ha difeso soprattutto i dati che il PD contestava sulla sua esposizione mediatica di Lega Movimento 5 Stelle, spiegando per l'ennesima volta che Salvini e Di Maio non appaiono sempre solo come segretari o come rappresentanti del proprio partito, ma come vice premier e come ministri. Lui ha fatto una relazione molto tecnica, che il PD chiaramente ha contestato, mentre invece Salvini ha spiegato il piano, però l'ha spiegato scendendo così tanto nei dettagli che ha esaurito tutti i tempi previsti per la commissione. Ci rivediamo martedì prossimo alle 9:30 facendo le domande sul piano. Noi come Lega ne abbiamo concordate alcune, ovviamente siamo a favore del piano e chiediamo però delle domande di approfondimento. Benissimo. Senti, poi Paolo, leggo oggi da Gospia, già per il prossimo Festival di Sanremo si parla della conduzione di Amadeus, è vero o no? È un nome che gira negli ambienti. Io sai cosa ne penso? Baglione, l'ho chiamato la mummia e si è arrabbiato. Lo sappiamo per cui tolto Baglioni, viva tutti quanti. A me sai chi sarebbe piaciuto vedere? Ethan De Sica, che me l'hai detto. Si è autoproposto in questi giorni, non so se ha sentito anche lui Radio Padania, a margine di un'intervista ha detto mi piacerebbe, il mio sogno sarebbe stato presentare il festival, chissà. Sì, in ruolo proprio di conduttore, oltre che di showman. Showman e conduttore. Benissimo. Senti Paolo, ti volevo chiedere un'altra cosa, Parliamo un po' di Europa. Hai sentito ancora un ulteriore rinvio sulla Brexit, no?
secondo me anche gli inglesi cercano di fare menina per capire come andranno le elezioni europee, perché secondo me hanno anche loro interesse a rientrare, ma non con questo blocco di governo, non essere servi di Juncker e dei suoi accoliti. Va bene, come sì. penso ci sarà la Salvini mania in Italia e in Europa, cambieremo le cose. Benissimo. Senti, invece la prossima settimana quali sono i programmi delle tue commissioni e poi quelli della Camera? Ma allora, la prossima settimana come commissione parleremo del progetto di legge sull'eutanasia e sulle cefalee. Sì. Alla Camera ci sono diversi provvedimenti in corso, bisogna capire domani che cosa calendarizzerà la Capogruppo. Benissimo. Senti Paolo, allora noi ci lasciamo, ci risentiamo poi giovedì prossimo per ulteriori Grazie, questi aggiornamenti. 10 minuti con te passano veloci. Sono vuol dire che aria. sei un bravo conduttore. Infatti ti ringrazio per Mi questo. raccomando di non fare come tanti che hanno condotto Radio Padania e poi sono passati ad altri lidi anche se non voglio ricordarli. Va bene. Sono convinto che tu sei un fedelissimo. Ciao Antoine. Grazie mille, ciao Paolo, ciao, buona giornata. Ciao. Allora, adesso andiamo a vedere, c'è un'ultima ora sul caso Wikileaks. Julian Assange è stato arrestato a Londra e poi andiamo a guardare le ultime notizie che ci giungono sempre dalle agenzie di stampa. Il vice premier Di Maio interviene sulla situazione in Libia e dice no a una Libia bis, non servono prove di forza. Sulla Libia non servono prove di forza o altro, inutile che qualcuno faccia il duro o dica ci penso io. Questo governo l'unica cosa che deve fare è tenere in sicurezza l'Italia, le sue aziende e il Mediterraneo, supportando il piano delle Nazioni Unite. Allora, proprio di Libia parliamo in questo momento in collegamento telefonico. Qua noi abbiamo Paolo Arrigoni, senatore della Lega. Ciao Paolo, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Allora Paolo, buongiorno a tutti che ci ascoltano. Grazie mille a te per essere sempre disponibile e aver accettato oggi il nostro invito. Paolo, sulla situazione in Libia, cosa sta succedendo? Ci puoi spiegare quali sono i motivi di questo caos? I motivi di questo caos è la contrapposizione tra Serraj, che è il presidente del governo libico riconosciuto dalle organizzazioni internazionali, e il generale Haftar, insomma, che spinge l'offensiva, vuole accerchiare sostanzialmente il territorio sotto il governo di al-Serraj. La tensione è alta. È monitorato costantemente dal nostro governo, peraltro oggi pomeriggio in comitato per la sicurezza della Repubblica, il COPASIR, dove io sono componente, uddiremo il direttore dell'AISI, l'Agenzia per i Servizi Segreti dell'Estero. La Libia è un territorio, uno stato strategico, noi dobbiamo fare molta attenzione perché da quello stato negli scorsi anni sono venuti in Italia praticamente la maggior parte, se non quasi tutti, i famosi 700.000 immigrati sotto il governo del Partito Democratico, che sono stati praticamente azzerati come sbarchi grazie all'azione del nostro Matteo Salvini. Ovviamente un conflitto potrebbe determinare qualche problema sotto questo punto di vista. Poi la Libia è storicamente strategica dal punto di vista energetico. Sappiamo che in quello stato operano delle grandi aziende, una è anche la nostra, per cui vediamo gli sviluppi. Benissimo, senti Paolo, ti volevo anche chiedere, tu sei commissario nella regione Marche, c'è stato un recente sondaggio sui governatori migliori, no, d'Italia, ci sono tre governatori leghisti al primo posto. Nella regione Marche com'è andata invece? Malissimo, perché il governatore Ceriscioli, guarda caso del Partito Democratico, si è piazzato all'ultima posizione. E ovviamente questo non è un caso
per quanto possono contare i sondaggi, e comunque contano, ma di fatto il governo del Partito Democratico ha fallito sotto molti fronti, certamente su quello del terremoto. Ricordo che nelle Marche ci sono 2/3 dell'area del cratere del terremoto del 2016 e la regione non si è comportata come doveva fare. Ci sono problemi dal punto di vista infrastrutturale, ci sono problemi dal punto di vista della sanità, perché non è governata la sanità nella regione Marche, anzi si è provveduto nel corso degli ultimi anni, peraltro Cerescioli si è mantenuto anche questa delega pesante, si è provveduto alla chiusura di ospedali, punti nascita, e c'è una crisi enorme dal punto di vista delle imprese e dell'occupazione. Proprio qualche giorno fa l'OCSE ha declassato la regione Marche, che era una regione modello, a regione intermedia, e ci sono dei dati economici che fanno sì che questa regione, io la chiamo la mia regione perché ormai da 1 anno e mezzo sono commissario della Lega delle Marche, vede dietro di sé solo il Molise, quindi è una situazione preoccupante che di cui la regione ha anche grosse responsabilità, perché per esempio non ha speso €1 dei fondi di coesione, che invece sono lì appunto per sostenere le imprese, soprattutto le aree di crisi complessa. Quindi una cosa, lo sto dicendo in queste settimane dove ormai stiamo entrando nel vivo della campagna elettorale, i marchigiani non possono più permettersi di avere una regione, un governatore fanalino di coda. Noi ci proponiamo per il prossimo anno 2020, dove c'è il rinnovo, appunto ci saranno le elezioni regionali, per andare alla guida della regione. Nell'ambito del centrodestra auspichiamo con un governatore della Lega per far risalire la posizione di questa regione dall'ultimo posto ai vertici, perché i governatori della Lega, come hai detto tu, insomma abbiamo in testa Zaia, Fedriga e Fontana, guarda caso, ma non è un caso, sono governatori della Lega, dove c'è la Lega, dove c'è il governo della Lega, si applica il buonsenso, si applica il concetto che quello si dice che si fa. Insomma si lavora per il bene comune. Senti Paolo, altre novità dalle Marche, mi sa che nello scorso weekend c'è stato il sottosegretario Durigon, giusto? Sì, è stato un weekend intenso, abbiamo fatto un sacco di iniziative, per esempio ho aperto 3 sedi della Lega, una provinciale a Fermo e 2 in provincia di Macerata, e la giornata di venerdì scorso l'ho dedicata a portare in lungo e largo la regione sottosegretario Durigon, un tour forzato. Siamo partiti al mattino a Fano, poi pomeriggio a Montegranaro, poi a Fermo, poi ad Ancona e poi ad Osimo, incontri anche con associazioni di categorie datoriali. È andata molto bene, insomma c'è un calore verso la Lega importante, e con il sottosegretario Durigon abbiamo consentito di spiegare bene il significato di quota 100, ma anche e soprattutto l'azione incisiva che ha messo in campo la Lega sul reddito di cittadinanza, che era partito dall'ipotesi del Movimento 5 Stelle con una misura che aveva un certo carattere, diciamo, permettetemi di dire, assistenziale, invece si è trasformata durante la conversione, grazie all'azione incisiva della Lega, come un mezzo per contrastare la povertà, l'esclusione sociale, la disuguaglianza, il favorire percorsi di formazione per introdurre i disoccupati e ovviamente anche i giovani nel mondo del lavoro. Quindi massima soddisfazione. È stata una giornata molto intensa, molto positiva. Insomma. Quindi adesso insomma risiedi praticamente lì nelle Marche, giusto? Quasi, no? Beh, non è che risiedo in Lombardia tra Lecco e Bergamo. No, dico, ormai sei sempre lì quasi, giusto? Beh, insomma, diciamo che questo è un periodo che merita l'attenzione da parte del commissario regionale, cioè io. Ci stiamo preparando alle europee,
e poi anche alle comunali. Nelle Marche, nella regione Marche ci sono 153 comuni che vanno al voto e io a cascata, tutti i responsabili provinciali e cittadini, ho detto che bisogna seguire, percorrere l'obiettivo che ci ha posto Matteo Salvini, che è quello di partecipare con i nostri uomini e donne alle competizioni elettorali, perché l'obiettivo è quello di inserire nei comuni quanti più possibili consiglieri comunali e soprattutto anche sindaci. Quindi stiamo facendo un buon lavoro e sono sicuro che raccoglieremo buoni frutti, insomma, buoni frutti il 26 maggio, e quindi questo necessariamente mi porta ad incrementare le mie presenze in quella bellissima regione. Paolo, ti volevo fare un'altra domanda. C'è la proposta di legge della Lega, tu fai parte della Commissione Ambiente, sull'uso responsabile del suolo. Qual è l'obiettivo di questo progetto di legge? Allora, tutti i partiti politici hanno presentato un proprio disegno di legge, sono in corso le audizioni da diversi mesi, anche stamattina ce n'erano programmate. Ovviamente la consapevolezza è che il suolo è una risorsa che non è rinnovabile ma rigenerabile, ci sono i dati dell'ISPRA che sono preoccupanti, insomma, con l'andare del tempo si consuma sempre più suolo, c'è una direttiva europea che pone al 2050 il consumo di suolo pari a zero. Ebbene, noi abbiamo una visione ben precisa, noi non siamo per la decrescita felice, noi vogliamo garantire dei diritti da parte dei privati che sono stati messi su nero su bianco nel corso degli anni. Siamo anche per lo sviluppo delle imprese dal punto di vista delle infrastrutture e quindi per noi non condividiamo l'idea che non debba realizzarsi nulla anche dal punto di vista delle infrastrutture. Abbiamo introdotto per noi un concetto importante che è quello del bilancio ecologico, cioè per noi occupare del suolo vergine per realizzare un impianto di depurazione significa portare dei benefici dal punto di vista ambientale, quindi il significato di bilancio ecologico è importante, così come la realizzazione di una rete ferroviaria, mi viene in mente la TAV, significa spostare la mobilità da gomma a ferro e quindi significa, voglio dire, fare azione di tutela e di valorizzazione dell'ambiente. Quindi abbiamo introdotto questo concetto e poi ovviamente il passare dal concetto dell'urbanistica e dell'espansione, no? Cosa che ha caratterizzato soprattutto il dopoguerra, a quello della riqualificazione, quindi mettere mano al costruito, mettere mano soprattutto a imprese che sono in disuso, completamente abbandonato, per riqualificarlo attraverso il processo della rigenerazione urbana, certamente anche attraverso degli incentivi, con un'attenzione per la valorizzazione dell'attività agricola, un'attenzione alla riqualificazione energetica degli edifici, l'adeguamento sismico. Quindi abbiamo presentato l'altro giorno, martedì, di fronte alla stampa, un buon disegno di legge che è per lo sviluppo sostenibile. Ovviamente questo disegno di legge si affiancherà ad altri 10 disegni di legge in materia. Bisognerà fare una sintesi e poi, voglio dire, c'è tutta la fase di emendamenti. Non sarà facile perché ci sono ovviamente delle visioni diverse, però almeno c'è la consapevolezza che bisogna iniziare intelligentemente a tutelare questo il suolo, insomma. Benissimo, allora Paolo, ci salutiamo, ti ringrazio per essere stato qui con noi oggi, ci sentiamo prossimamente. Grazie, un caro saluto ancora agli ascoltatori di Radio Padania Libera. Grazie mille a Paolo Arrigoni, senatore della Lega. Allora adesso in chiusura andiamo in diretta da Palazzo Chigi, dove il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti presenta gli internazionali di tennis a Roma. Buongiorno a tutti, benvenuti. Qualcuno di voi lavora in condizioni un po' disagiate, però alla fine ce la faremo.
Direi di cominciare subito. Io do il benvenuto a tutti i nostri ospiti, ai relatori qua al tavolo a Palazzo Chigi, in questa sala o salone dei Galeoni, che è una, diciamo così, location prestigiosa che abbiamo voluto per presentare gli internazionali. La parola al Presidente della Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi. Grazie, onorevole Sottosegretario. Innanzitutto grazie per averci ospitato in un luogo così prestigioso. Noi siamo un po' emozionati, ma siamo soprattutto onorati di poter presentare questa 76esima edizione degli internazionali BNL d'Italia in quella che è la cabina di regia del nostro Paese. Sappiamo che la nostra presenza qui oggi testimonia anche la nuova centralità dello sport all'interno delle politiche del nostro Paese e siamo orgogliosi che sia il tennis per primo a rappresentare tutto lo sport italiano. In realtà a noi ci piace pensare anche di essercelo un po' meritato, perché gli internazionali BNL d'Italia oramai sono la manifestazione sportiva con cadenza annuale più importante che si svolge nel nostro Paese e soprattutto si svolge senza neanche un euro di contributi pubblici. E poi sono la manifestazione tennistica al mondo col maggior numero di partecipanti. Anche quest'anno, tramite successive selezioni in tutte le regioni d'Italia, parteciperanno a questo torneo più di 20.000 atleti e atlete. Si parte da tutti i livelli, anche dal livello amatoriale mio e del Presidente Abete, e si arriva a Roma alla fine a vedere di fronte tutti i più forti atleti e atlete del tennis mondiale. Ma vediamo qualche dato per capire esattamente di che cosa parliamo. Allora, gli internazionali BNL d'Italia sono un piccolo colosso sportivo che ha un fatturato di oltre 33 milioni di euro in una settimana, fatturato che innanzitutto è in crescita da 15 anni in modo continuo e costante e che dipende in buona parte dall'incasso del botteghino, la biglietteria che incassa circa 12 milioni di euro. Quest'anno abbiamo un dato straordinario perché la biglietteria cresce dell'11% rispetto all'anno precedente e quindi contiamo di battere il record del 2017, perché nel 2018 avevamo una piccola flessione generata da 2 giorni di pioggia che capitarono proprio nei giorni di maggiore affluenza, il martedì e il giovedì. Quest'anno abbiamo un più 11%. E quindi ci aspettiamo di battere il record, ci aspettiamo di avere oltre 220.000 spettatori paganti in una settimana e quindi un incasso di sola biglietteria che ritorna sopra la soglia dei 12 milioni di euro. Per fare un paragone, il record del campionato di calcio in Italia, Juve-Milan dello scorso anno, è stato 5 milioni e 300 mila euro di incasso. Pensate che la nostra finale, che si disputa in uno stadio che è 4 volte più piccolo dello Juventus Stadium, incassa 2 milioni di euro, quindi ha un prezzo medio notevolmente più alto, eppure avendo un quarto della capacità ha un rapporto di 1 a 2,5 rispetto all'evento di maggior visibilità in Italia. Wow, che bella casa!